La politica agrigentina non finisce mai di stupire e anche ieri sera nella seduta inaugurale del Consiglio Comunale non sono mancati i colpi di scena, tutti significativi, alcuni però già annunciati, altri nuovi e davvero clamorosi. Partiamo dalla fine con la scelta dei due vicepresidenti. Vicario è stato eletto Gianluca Spinnato del Patto per il Territorio, assessore uscente. Fin qui tutto è andato secondo copione. Il giallo riguarda invece la seconda poltrona, andata alla coalizione di minoranza Giuseppe Di Rosa del PDL, grazie ai 5 voti del suo gruppo e dei 2 provenienti dai fedeli alleati di Cantiere Popolare. Ma in realtà, secondo l'accordo siglato alla vigilia, sarebbe dovuta andare a Grande Sud, che a rimorchio ha seguito il solco tracciato da MPA, che in massa si sono avvicinati mettendosi alle spalle i freschi rancori al cartello in appoggio al sindaco Zambuto, ma qualcosa evidentemente al momento del voto si è inceppato, visto che i numeri c'erano e come, e così a Simone Gramaglia, candidato per gli arancioni a ricoprire la carica di secondo vicepresidente, non è rimasto altro che prendere atto dell'esito dell'urna e lasciare amareggiato l'aula. Chissà se ci saranno ora ripercussioni politiche. I 4 consiglieri di Grande Sud come reagiranno? Chi certamente ha reagito bene è invece Gianluca Spinnato, blindata forse oltremodo la sua elezione. Davvero contento, è un ruolo che sprona a lavorare sempre di più, è un consiglio comunale nuovo con tantissimi giovani e credo che potranno dare veramente un grande apporto. Di Rosa e Spinnato allora i 2 vicepresidenti, mentre il presidente di Aula Sollano è Aurelio Trupia, sposato commercialista alla sua prima esperienza politico-amministrativa. È stato eletto con 21 voti, su di lui la convergenza del suo partito, l'MPA, i Finiani, il Grande Sud e poi i partiti di Zambuto, Patto per il Territorio e UDC. Il dato politico che emerge è che il sindaco Zambuto improvvisamente alla luce di queste nuove clamorose manovre si troverà ad avere pieno sostegno in aula. Dai 9 consiglieri di partenza e dunque minoranza netta è passato ad avere una maggioranza quasi bulgara, i misteri della politica. Si tratta di dinamiche all'interno del Consiglio Comunale, i gruppi consigliari hanno insieme trovato un'intesa per l'elezione di un Presidente del Consiglio Comunale che ha avuto una grande maggioranza dentro appunto l'Aula Sollana, un fatto politico assolutamente significativo e rilevante che riguarda i gruppi e chiaramente nel quadro politico cittadino e del Consiglio Comunale assume un suo profilo e un suo rilievo, e cioè nonostante il PDL avesse fatto un apparentamento in campagna elettorale per cercare di eliminare la rappresentanza in Consiglio Comunale dell'UDC e del Patto che faceva riferimento al sindaco Zambuto, in Consiglio Comunale questi 2 gruppi consigliari dimostrano di avere una centralità. E queste manovre non sono piaciute al PDL, al partito di Angelino Alfano, il partito più votato in città, costretto ora a recitare in aula il ruolo dell'opposizione, il più critico Andrea Cirino. Questa elezione al Presidente potremmo anche evitarla perché è una farsa che noi stiamo portando avanti.